Siamo tornati di nuovo dopo le vostre domande qua de Pontoni per domandarvi altre cose riguardo udito, i problemi di Flavio Furia. Ci sguardi. Fagli sguardi. Andiamo De Francesco a domandarvi altre cose. Siamo tornati qua de Francesco Pontoni, che la scorsa volta che abbiamo verificato che era quello. Se proprio lui, cioè che abbiamo la certezza, Sì. quindi proprio con delle prove tecnologiche altissime, importantissime, che abbiamo scoperto che se proprio lui, perché non si stiamo fregare. No, non siamo persone che si fanno fregare. Abbiamo avuto un sacco di domande dal pubblico che ne ha chiesto delle robe. Mi approfitto per agganciare una roba. Vai. Perché il mio nonno mi ricordo che aveva un apparecchio gigantesco, una roba che fischiava. E mi chiedevo, chissà magari se un giorno anche mi toccherà mettere, non so se è ereditario, come funziona. Sì, allora può essere ereditario, ma delle tante persone che vediamo, pochi hanno un problema di udito dovuto all'eredità. Sì. La maggior parte delle volte è proprio per la vita. Perché nella vita ci sono stress, rumori forti, traumi di qualsiasi tipo, l'età va avanti, andando avanti con l'età, quindi... Hai guardato di più me, per lui non lo trovo giusto, no? L'età va avanti. E quindi ovviamente anche l'udito cala. Quindi sì, può essere per eredità, ma non è assolutamente il primo motivo per cui vediamo tante persone qua, onestamente. L'inquinamento acustico, caro mio. L'altra volta parlavamo un po' anche degli acufeni, che bisogna dare il giusto riposo, eccetera. Diciamo che più siamo soggetti, più siamo vicini a rumori forti, soprattutto per un periodo di tempo prolungato, peggio è per il nostro orecchio. Quindi c'è anche una scala, una proporzione, diciamo che più aumenta il volume e meno tempo possiamo stare in quell'ambiente prima di avere un danno permanente. In città magari non c'è il volume della fabbrica, ma se ci stiamo tutto il giorno, 6 ore, 8 ore, diventa un problema. Perché mi sono accorto che esisti delle cose che hanno un volume forte, ma ti non ti rendi mica conto che ha un volume forte nel momento che te le sta vivendo. Cioè te rendi conto solo che te parli più forte te. Però te rendi conto dopo che forse era un rumore di fondo, magari o un motore vicino, una cosa che faceva un rumore fortissimo. Ma se rendi conto dopo. Penso perché il cervello si abitua a stare in certi contesti. Ad esempio, se andiamo in ristorante lì spesso ci sono 70-80 decibel, che quindi siamo presenti, siamo in una situazione dove c'è un volume abbastanza alto e quindi non emergono così facilmente volumi, non so, di 100 decibel. Qua siamo nel silenzio, arriva un volume, un suono da 100 decibel, ce ne accorgiamo subito. Cioè, la differenza è più impattante, diciamo. Se siamo abituati a stare nel traffico e passa una moto, una macchina, magari la sentiamo, ma risalta meno rispetto a questo ambiente qua. Se mi ricordo bene, ogni 3 decibel in più, a partire da 80 se mi ricordo bene, ogni 3 decibel in più si dimezza il tempo in cui si può stare in quel specifico ambiente. Bisogna stare molto attenti perché tra 50 e 60 è una cosa, tra 70 e 80 è un'altra. Quindi da 80 a 83 vuol dire 4 ore, da 83 a 86 vuol dire 2 ore. Ma uno come fa? Quindi hai fatto la domanda giusta. Cioè, guarda che sei il tuo neurone dentro che sta facendo. Ma se tanto se abbiamo fatto il montaggio che avessi tagliato era sbagliata la domanda, quindi faccio quel che voglio. Vile! E uno come fa per, non so, dei dispositivi, so che ho intanto gli orologi fate Sì, allora, domanda difficile, diciamo che nel mondo del lavoro sta al titolare, al responsabile della sicurezza dare i dispositivi adeguati per proteggersi e deve controllare qual è il tempo di esposizione massimo. Nel ristorante, nella vita di tutti i giorni ovviamente è più difficile, però ammetto che le grandi aziende sono sempre più sensibili a questa cosa qua, basta vedere se mi sembra ad esempio l'iPhone, ma forse anche gli altri, cioè appena si aumenta un po' il volume anche della musica che stiamo ascoltando, lui segnala subito, attenzione che qui puoi avere un danno permanente. Magari visto l'altro giorno, però stavo ascoltando Vasco live, questo mi ascolto a basso volume, Vasco, cioè era... ragione. Certe robe non si è... Però scelta consapevole. Sì, ho detto no, qua si alza. Io non so, un apparecchio acustico costerà $1 miliardo, quanto costerà al giorno d'oggi? Perché sarà tecnologia, immagino, evolutissima rispetto alla... Qualche dun penserà un orecchio della testa. Un orecchio della testa, ma sono veramente sul pezzo proprio. Allora, diciamo che fanno ricerca e sviluppo le grandi aziende in maniera importante, cioè spendono centinaia di milioni di euro ogni anno, quindi sì, non è solo un'amplificazione, tanti pensano che sia un qualcosa che aumenta il volume,
non è solo quello ovviamente. Poi, quanto costa? Allora, perché è difficile la domanda? Perché è ampia, come dire quanto costa una casa, cioè dobbiamo andare un po' a restringere il campo. Certo. Quanto costa a Trieste? Già meglio. Quanto costa un appartamento di 150 metri quadri in centro a Trieste con 2 bagni e 3 stanze? Già meglio. Stessa cosa vale un po' per gli apparecchi No, acustici. parecchio Trieste costa più che a Monfalcone. Se lo capi bene. No, ma noi facciamo delle visite di solito di 1 ora e mezza proprio per estrapolare tutta una serie di dati, sia soggettivi sia oggettivi, dalla persona per andare a capire qual è la soluzione giusta. Ok. Prendiamo qualche parametro, ad esempio il tipo di sordità. C'è una sordità del 30% o del 90%, viene gestita in maniera diversa. La persona vuole assolutamente qualcosa di molto estetico o l'estetica non interessa? Allora sono soluzioni diverse. Da dove è causato il problema di udito? Nell'orecchio medio o nell'orecchio interno? Come lavora l'audioprotesista, ovvero il mio ruolo? Cioè consegna gli apparecchi acustici, ciao, grazie, arrivederci, ci rivediamo se c'è un problema, o fa un percorso di riabilitazione vero e proprio dove ci si vede tante volte. Allora da qui capite che ogni realtà, ogni centro acustico, qualcuno compra anche gli apparecchi acustici online, riceve gli apparecchi e speriamo vada bene, ma Degli ovviamente... amplificatori e basta. Esatto, amplificano il suono e tra virgolette bisogna anche un attimo accontentarsi. In certi tipi di sordità arriva anche un contributo statale di circa 1.300 euro per certi tipi di sordità. Ok. Cambia da ogni regione in Italia, però qui ad esempio bisogna avere più di, diciamo 65%, in realtà sarebbero 65 decibel, di sordità per entrambe le orecchie per avere questo contributo. Ok, e se uno non lo raggiunge, cerca di raggiungerlo ascoltando magari metal. Può essere un'idea. Un mese di fine. C'è anche questa possibilità del contributo statale, molto interessante. Sì, anche la possibilità del molto contributo statale. interessante. Dipende insomma da una serie di parametri, perché non ogni regione è uguale. Cioè, Però vieni a fare un test e magari scopri di aver diritto a questa cosa qua. infatti. Bene, quindi dobbiamo confermare che se lui. Sì, lui, se sì, lui.